Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane e tanta sostenibilità sotto la nostra lente di ingrandimento. Parleremo di un progetto, il progetto Inossos, che ci presenterà la viticoltura sostenibile, ma andremo anche in casa Coldiretti Treviso, che ci presenterà invece un'azienda del settore lattiero caseario dedita alla sostenibilità. Poi voce a un nuovo centro di medicina, di salute, che andremo a conoscere tra poco, ma vogliamo invece cominciare dall'ANCE, l'associazione nazionale dei costruttori, che ha appena compiuto i suoi primi 75 anni. Festeggia i 75 anni della sua istituzione ANCE Treviso, Associazione Nazionale Costruttori Edili, sezione autonoma di Assindustria Veneto Centro, una storia iniziata nel 1946 che ha accompagnato la crescita del territorio. L'anniversario sarebbe caduto lo scorso anno e rinviato per note cause è stato celebrato nei giorni scorsi a Palazzo Giacomelli. Penso sia giusto onorare queste date perché significa che un'associazione così, che è a fianco delle imprese, che cerca di affiancarle anche nei momenti di difficoltà o anche nei servizi tutti i giorni, sia anche una prova che appartenere anche a queste associazioni per le imprese è un valore aggiunto. I comuni con le imprese dialogano quotidianamente e devo dire che qui in Veneto le imprese vedono nei comuni non soltanto un ostacolo burocratico, ma un compagno di viaggio per costruire il futuro dei nostri territori. Devo dire che la sinergia è forte, proprio perché il DNA veneto è quello laborioso, è quello di trovare soluzioni ai problemi e quindi insieme creiamo sinergia e creiamo sviluppo. La sezione autonoma ANCE di Assindustria Veneto Centro conta attualmente 140 aziende, oltre 2.500 dipendenti in provincia di Treviso, a cui si aggiungono le 300 imprese dell'immobiliare di Padova e Treviso, un'associazione che è come una famiglia, afferma Paola Carron. Allora l'associazione affianca le imprese, cerca di anticipare quelli che possono essere momenti di difficoltà e quindi anche proporre cose nuove e cercare di guardare un po' avanti. Noi oggi premiamo aziende che sono iscritte ad ANCE da più di 50 anni. Questo è un po' anche un modo per dire che probabilmente imprese serie che costruiscono in qualità, che hanno attenzione alla sicurezza, sono una garanzia anche per i cittadini o anche per le pubbliche amministrazioni nei lavori da eseguire. Presente per l'occasione anche il vicepresidente di ANCE nazionale Piero Petrucco. Veniamo da 2 anni molto buoni, adesso sicuramente c'è questo problema anche del superbonus che in questo momento mette in difficoltà le imprese, però credo che complessivamente possiamo dire che usciamo da un periodo positivo. Un settore, quello dei costruttori edili, non indifferente alla carenza di manodopera. Come ANCE stiamo cercando di pensare a qualcosa di innovativo, per esempio facendo delle academy in cui i ragazzi durante il periodo formativo possano avere praticamente un salario paragonabile a quello che avranno dopo e coinvolgendo le imprese con un impegno di assunzione. Stiamo partendo con dei percorsi sperimentali proprio in questi giorni a partire dalla Regione Lazio e intendiamo espandere questo tipo di progettualità a tutte le regioni.